Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice e insieme alle mie due amiche Emily e Emma vi andremo a parlare del libro Favola al telefono di Gianni Rodari. Questo libro si intitola Favola al telefono perché il ragionier Bianchi, rappresentante di commercio, lavorava 6 giorni su 7, girando l'Italia intera. Però la sua bambina voleva che gli raccontasse ogni sera delle fiabe. Per questo motivo ogni sera alle 9 in punto si chiamavano per raccontare le storie alla fanciulla. Le fiabe di questo libro non sono molto lunghe perché il ragionier Bianchi pagava ogni telefonata. Questi racconti sono molto belli, infatti alcune signore del centralino si fermavano per ascoltarli. Vi consiglio molto di leggerli. Adesso parliamo dell'autore, Gianni Rodari. Gianni Rodari è nato a Megna nel 1920 e, dopo una breve esperienza di insegnamento alimentari, ha lavorato come giornalista e, quasi per caso, ha iniziato a scrivere libri per bambini. I suoi libri hanno avuto innumerevoli traduzioni e meritato prestigiosi premi, come il premio Andersen nel 1970, Nobel per la letteratura dell'infanzia. Rodari è morto nel 1980 a Roma. Favola al telefono è fra i libri più significativi che ha scritto. Dai Beatrice, inizia! Allora, la favoletta di cui vi andrò a parlare oggi si intitola A giocare con il bastone. Parla di questo ragazzino di circa 10 anni che amava molto i cavalli e il suo sogno era averne uno da cavalcare quando voleva. Però purtroppo era molto povero, come la sua famiglia, e quindi non poteva permetterselo. Un giorno stava giocando vicino alla paglia delle stalle e passò di lì un vecchietto a cui cadde il bastone. Il ragazzino andò subito a raccoglierlo, però gli rimase in mano perché il vecchietto scappò subito via e senza dare nessuna spiegazione. Il bambino era rimasto senza parole perché con quel bastone non sapeva cosa farci. Sembrava tanto semplice, però così non era. Iniziò a batterlo con la punta verso il basso e dopo 10 volte che lo fece si trasformò in un cavallo e il suo sogno si realizzò. Alla fine ritrovò il vecchietto e diventarono molto amici e andarono anche a vivere insieme in una casetta un po' più costosa. A me questa favoletta è piaciuta molto perché mi ha insegnato a credere nei miei sogni. Vai Emily, tocca a te. Il pianeta della verità. Il capitolo che ho scelto parla del pianeta Moon e dello scienziato Brun, che ha vissuto 2000 anni e in questo momento si trova in frigorifero. Si sveglierà tra 49.000 secoli. Brun era molto intelligente da ragazzo, infatti inventò numerose macchine, come la macchina per inventare gli arcobaleni di tutte le dimensioni e all'asilo, giocando con 2 semplici bastoncini, inventò un travano per fare buchi nell'acqua. In prima elementare realizzò tantissime invenzioni, come ad esempio una pentola per friggere il ghiaccio, una bilancia per pesare le nuvole, un telefono per parlare con i sassi, ma la più importante è questa macchina. Bisogna inserire un gettone e girando questa manovella si possono ascoltare 1400 bugie. Questa macchina, quando termina di raccontare tutte le bugie, e grazie a questa macchina la gente fu costretta a dire sempre la verità. Per questo Moon è soprannominato anche il pianeta della verità. Ho scelto questo capitolo perché, a parer mio, in confronto a tutti gli altri, aveva un significato più interessante ed educativo. Gli esperimenti dello scienziato mi hanno fatto sorridere per la loro creatività e mi hanno portata a ragionare sul fatto di essere sempre sincera. Questo tratto di libro lo consiglio a tutti perché porta un insegnamento che tutti dovrebbero seguire. Vai Emma, tocca a te. Brif braf, braf braf. Maraschi, barababaschi, pippiromoschi, bruf. Avete capito cosa stanno dicendo? Sembra che solo loro riescono ad intendersi. È proprio una lingua speciale.
per non farsi capire dagli altri. Nella favola Brief, Bruf, Braff c'è chi riesce a comprendere la loro lingua e chi no. Infatti Rodari in questo racconto ci fa intendere che una volta passata la fanciullezza tendiamo anno dopo anno ad uniformarci e a perdere un giorno di più un pezzetto della nostra capacità di sognare. Ma questo non per tutti, perché qualcuno conserva ancora questa abilità e perciò riesce a sorridere ed essere davvero felice. Speriamo di avervi incuriosito. E invogliato alla lettura di questo libro. Dai, correte a leggerlo!